Un saluto a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Noesis Filosofia in Sardu. Oggi seguiamo a parlare della filosofia in Sardegna che si è sviluppata entre il secolo XVIII e il secolo XIX. La volta passata abbiamo visto qualcuna figura di filosofi intellettuali di sus etigentos che hanno animato e caratterizzato su dibattito, sa dibatta in Sardegna, sa dibatta filosofica e culturale. Abbiamo mentovato la figura di Giovanni Antoni Gossu, di Domenico Alberto Azzuni, e poi abbiamo vinto la figura di Giovanni Maria Dettori, duca sa tre figure di Importumannu, pro su chi pertocca da sa dibatta culturale in sa Sardegna de sus etighentos, intre sette etighentos, ma possiamo narrare che altri intellettuali hanno caratterizzato su secolo XIX in Sardegna e custos sono Asproni, Giorgio Asproni, Francisco Sulis, che sono di sicuro sus intellettuali prusu d'importo a su manco in sa prima parte del suo secolo. Giorgio Asproni nasce in Bizzi in s'anno 1808 e muore in su 1876. Studia da filosofia in Tattari e si laurea in utroque iure in Casteddu, ducasa fa che vinza studios giuridicos e filosoficos de fundamento, ducasa sono custas figuras chi studiano una volta che le università di Tattari e Casteddu sono state riformate come amolnadu promore delle riforme boginiane, si crea da tutta una serie di florire di filosofi e di intellettuali che in qualche maniera hanno animato e hanno caratterizzato questo secolo. Asproni diventa da preideru e rinunzia da suo canonicato per poter fare su deputato in su Parlamento, in cui si colloca intre sol democraticos o repubblicanos o federalistas, ducas in de questo orientamento politico. Da democratico sosteniti su suffragio universale, sol direttos des feminas e sa libertà religiosa. Dimostra di stima pro Giovanni Battista Tuveri, un'altra figura di filosofo intellettuale che chiamo Biera Pustis, ma critica in maniera decisa un altro intellettuale di questo periodo, che è Francisco Sulis, su già mentovato Francisco Sulis, che nasce in su 1817 e muore in su 1877. Sulis è professore di diritto, è di orientamento liberale, è contro su dispotismo, ma preferì su sistema monarchico costituzionale come in inglese a su sistema repubblicano. Sulis sostiene la laicità del Stato e pensa che la religione non deve invadere su campo della politica e si doveri sostenere la presenza delle facoltà di teologia ponarre a intro delle università statali per poter sviluppare liberamente la chilca teologica e non la serrare intro dei sol seminarios. Sulis è a favore della soppressione delle matessi facoltà che sono dominate da sol gesuitas. A livello politico, Sulis sostiene la fusione della Sardegna a sos stados de terra prima e in ambito filosofico né Asproni né Sulis, queste due figure, hanno dato un'impronta decisiva al sviluppo teoretico della filosofia sarda. Ducas è una dibatta proschino atero a livello politico, non tanto filosofico, però intanto di sicuro idimos che sono figure dinamiche ed intellettuali che chilcano di animare sul dibattito in Sardegna in questo periodo. Con Pasquale Tola e De Giovannis Gianquinto incomincia da sviluppo e sa diffusione del sovvichismo in Sardegna, questa figura notita di Giovanni Battista Vico, questo filosofo napoletano che ha caratterizzato
sa dibatta pruscatotus storica, potete essere un esponente dei sughi in filosofia ben definitus istoricismo, ducasa su ruolo centrale desistoria a intro de su processo filosoficu con sa opera sua, Storia ideale eterna, vico ad de sicuro caratterizzato e animato su dibattito filosofico in questo periodo e due figuras de filosofos sardos lo hanno in qualche maniera hanno dorrau alleare qualche elemento di questa filosofia vicchiana. Due paraulas sopra di Giambattista Vico, nasce di Napoli in su 1688 e morì in su 1744. Si Cartesiu sosteni di sa possibilità pro sa resone de conoscere su mondo de sa natura, Vico, pro contra, afferma da sa possibilità pro s'omine de conoscere solo su mondo de sa matematica, ca questo est creato da issu matessi. Invece su mondo de sa natura est creato da Deus e lo pode conoscere solo Deus. Ducas questa est già una prima differenza con Cartesiu e Vico già polemizza da sopra di questo aspetto. Sa conoscenza des omine est limitata innanzi a su mondo de sa natura, chi est opera de Deus. E in s'opera intitolata Scientia Noa, la scienza nuova in italiano, Vico riconosce desistoria come oggetto di conoscenza, della conoscenza umana. L'istoria è una teologia, come narra di su e tutto, civile, resonata della provvidenza divina. Possiamo narrare che la concezione storica di Vico è su corrispondente a un vago delle idee di Platone, è un parallelismo. Platone è uno dei filosofos che pare con Atteros come Tacito, questo scrittore latino, questo storico latino, come può narrare finza su un'altra figura di Importumannu come Bacone e Grozio, sono un vagus os autores di riferimento de Vico, e Vico, come Platone sostenia che su mondo de sas ideas est su mondo perfetto, a su quale si rapportano sas ideas imperfettas, o mezzo su sas ideas imperfettas tenene come riferimento sas ideas de su mondo, sas ideas che stanno in si per uranio, gasi in sa matessi maniera possiamo narrare che Vico sosteni di storia ideale che è un vago parallelo a storia umana verdadera, questa che è storia reale. E ducas la storia reale deve fare riferimento proprio a questa storia ideale eterna. Sa centralità come abbiamo nato a sincominzo di storia in sa filosofia vicchiana. E Vico riconosce a molnato la storia come oggetto della conoscenza umana e come teologia civile resonata della provvidenza divina. Quest'ordine provvidenziale è cramato da Vico storia ideale eterna, appunto, come abbiamo nato. Si storia si parzi in tre sedades che hanno un ordine progressivo. Sedade tesoldeos, in nuesos homines viven come animales un vago dontos e timenes sal divinidades. Questa edades è dominata da sol sensos. Appustis beste sedade de sos eroes, in cui incomincia sa vita politica comandata da esa classe aristocratica, e questa edad è caratterizzata da esa fantasia. E infine se beste sedade de sos homines, in cui sos homines dimandano s'eguaglianza e questa edad è caratterizzata da esa resone. Ducas questas tres facultades, sensos, fantasia e resone costituiscono un vago questa storia progressiva dell'umanità. Finza sì, plus che tripartizione si può fare dare di bipartizione, che sedate de sol sensos e sedate de sa fantasia benini un vago assimilata, come un'unica edade si può narrare. E sedate invece de sa resone è proprio de sedate de sos homines, o assumancu sa facultade, questo che caratterizza sedate de sos homines è proprio sa resone, come abbiamo appena nato. L'istoria è dominata da esa provvidenza, è fatta di cursos e ricursos in nuesos avvenimentos torrana.
Intre sus intellettuales chi caratterizzano s'untighentos in Sardegna, de sicuru Pascale Tola est unu chi at istudiadu e diffundidu su pensu de Vicco. Est de sicuru Tola intre sos prusu de importu, issu naschet in Tattari in su 1800 e morit in Genova in su 1874. Si laurea in teologia in s'Università de Tattari in su 1819 e in giurisprudenza 2 annos apustisi. Ducas, questo est unu pagu su cursus honorum, podimus narrere, est unu pagu sa vicenda biografica e culturale de Tola. Intre su 1823 e su 1825 insignat sempre in Tattari, logica, metafisica e filosofia morale, queste tre materias. Est deputatu de su Parlamentu subalpinu, membru des Accademia de sas Scienzias de Torino, des Sociedades Agraria finzas de Torino e de Casteddu. Sas operas prus nodidas de Tola, de sicuru b'est su dizionariu biograficu de sos homines illustres de Sardigna, che est statu compostu intre su 1837-38, su codice diplomatico de Sardigna pubblicatu in su 1845, queste sono duas operas prus nodidas. Tola connoschet sa filosofia europea a issu contemporanea e autores proibidos in Sardigna pro sa censura che in questo periodo fu di bella e attiva, autores proibidos amonnadu comente Rousseau e Voltaire, e in un usaggio del su 1827 intitulatu Carattere nazionale de sos sardos, ma mai pubblicadu pro timoria de sa censura, Tola critica s'empirismu de Hobbes e Berkeley e si frimat supra su pensu de Spinoza e leat in consideru amonnadu proprio sa filosofia de Vicco, sviluppando sa concezione desistoria comente processu continuu e progressivu. Ducas amol bidu chi già Pascale Tola tenet proprio una conoscenza ampra de custos filosofos, finzas a filosofos proibidos, comente custos illuministas, da Rousseau a Voltaire e atros puru, custu la narat longa supra s'idea che in Sardegna in questo periodo contra a cussa che est s'opinione comune che non b'est una cultura filosofica, invece se già con Tola idimus questa conoscenza de calincunos autores de importu mannu. Tola contribuit a faghere connoscere in Sardegna filosofos illuministas comente Montesquieu finzas e romanticos comente idealista Hegel, ma supra de totus contribuit a divulgare sa filosofia de Vicco, tanto chi potet essere consideratu su massimo studiosu e divulgatore de su vichismu in Sardegna. In su secolo XIX e ducas in su curso de s'Ottigentos, Tola est su filosofo de riferimento chi at isparghinadu unu pagu sa concezione de Giovanni Battista Vicco in Sardegna. In su discorso accademicu, pubblicato in s'anno 1841, Tola si domanda se sia possibile fondare una filosofia desistoria e analizza sul sistema de filosofia desistoria de Cousin, Herder, e in maniera particolare sviluppa las analisi di scienza nova de Vicco, criticando sa teoria de sos cursos e ricursos istoricos. Questo un vago est sa figura de Pascale Tola, che de sicuro est una de sos massimos esponentes de su vichismu in Sardegna. Un'altra figura nodida ed importo est cussa de Joannis Gianquinto, chi naschet in su 1821 e morit in su 1883. Est tra sos maiores amministrativistas de su periodu post-unitariu, si laureat in giurisprudenza in s'Università de Casteddu e in sa matessi universidade est professore de filosofia de su derettu, storia de su derettu, de derettu pubblico e amministrativu.
ducas cultiva do bagu sas scienzias giuridicas e apustis insignat vinzas in sas universidades de Pavia e Pisa e Firenze, finzas in sa peninsula tenet sa possibilidade de esercitare s'insegnamentu. Iscriede sas operas introduida generale a si scienzia de su deretu, quest'opera est de su 1853, sa missione civile riformadora de su deretu amministrativu de su 1876 e infine se cursu de deretu amministrativu composta quest'opera intre su 1877 e su 1881. Intre sos autores chi issu leat in consideru ammentamus su già mentovadu Vico, poi si tenimus Romagnosi, Rosmini, ma critica da sa metafisica e sa filosofia de s'istoria de Hegel e sa stratesa, podimus narrere, metafisica de su positivismu. Commente Vico de Giovannis pensat chi sos populos sono ghiados dai sa providenzia, promore di unu processu de creschida chi va che pensare, chi va che passare s'umanidade da sa pizzinnia a sa gioventude finzas a imbattere a sa maturidade, ducas a custu ordine istoricu progressivu de s'istoria. In sa prolusione chi aberi di s'anno accademicu 1882-83 dell'Università di Pisa, in cui issu ad insignau, questa prolusione fu intitolata S'unidade de sa veridade in tutto su chi somine ischidi. De Giovannis, conforma si istoricismo de Vico, individua tres elementos chi spiegano si sviluppo storicu de su deretu, chi sono s'istoria, sa resone e sa autoridade, ducas a custos tres principios de fundamentu. Su deretu duncas non est parzidu, separadu dai su processu istoricu, ma est parte de s'istoria. Questa concezione proprio est leada da sa filosofia vicchiana. In su versante politicu, issu est di orientamentu liberale, biede con positividade sa dichiarazione de sos derettos de s'omine e de su zittadinu promulgata da sa rivoluzione francesa e sosteni di sa abolizione de sa pena de morte. Ducas tenimus finzas questa influenzia de sa mentalità illuminista in su pensu de Giovannis. Sì, custos filosofos in qualche maniera sono stados finzas de orientamentu liberale, di orientamentu progressista, e dimus finzas sa figura de Giovanni Battista Duveri, Bonfiglio Mura, con quest'altra figura de filosofu, piscamu, teologu, tenimus una torrada a questo che è su tradizionalismo, su conservatorismo, sia in ambito filosofico e finzas in ambito culturale e teologico. Ducas una figura del reazionario, questa de Bonfiglio Mura. Issu naschede in Cuglieri in su 1810 e moridi in su 1882. A s'edade di 20 annos intrada in s'ordine de sos servitas e si laurea in teologia in s'Università de Tattari. In su 1853 est professore de diretto in s'Università de Perugia e in su 1854 beni dinominato de su Papa Pio IX, rettore de sa matessi Universidade, finzas a sa nomina in su 1860 a rettore de s'Universidade Sa Sapienzia de Roma. Ducas est stato finzas a rettore de sa prestigiosa Universidade Sa Sapienzia. Issu est pro unu cattolicesimo reazionariu e intransigente, commentiamo il nadu. Est alleato con sa monarchia assoluta, questa forma de cattolicesimo reazionariu. Non ammitti di sa parzidura de sos poderios chi Montesquieu faghet in si spiritu de sa leges, l'esprit de loi, lo spirito delle leggi, in quest'opera de importu sa prunodida de Montesquieu, in ue beste proprio sa parzidura, l'amoso già nadu, intre su poderiu legislativo, esecutivo e giudiziario, che ovviamente su poderiu est concentrato in salmanos di una sola persona e bada qualche problema de democrazia. Bonfiglio Mura est proprio pro una forma de monarchia assoluta e si iscaglia da contra a Montesquieu. In s'anno 1845 pubblica da su saggio de su protestantesimu considerato in si sviluppo suo in sul rapporto suos con sul modernos errores.
In su 1854 pubblica sa filosofia moderna considerata in sa tendenza suasa ostilese a su cattolicesimo e a sa sociedade, in esalta da sa sacralidade de su soberano e critica da sa democrazia. In su 1863 pubblica da Studios filosoficos polemicos supra sa sociedade moderna. Sas criticas de Mura sono contra a su liberalismu, a sa democrazia, a su socialismu, che in questa edade incomincia da già a si sviluppare. Pensiamo a sa figura di Karl Marx e a tutte le lottas, a sal guerras operaias che sono frutto dell'industrializzazione. Intra sa prima e sa seconda rivoluzione industriale si sviluppa da su movimento operaio che culmina da proprio con sa dottrina socialista che viene a pustisi criticata da esa Grecia e da su Mattessi Bonfiglio Mura. Polemizza da vinzas con sa dottrina de sol monarcomacos cattolicos spagnolos, e stanare cursos che combatten sa monarchia, este contra Mura a sos illuministas e sos giusnaturalistas, sa teoria di su diritto naturale. Critica da vinzas sos filosofos a issu contemporaneos, commente su già mentovadu Marx, Comte, Saint-Simon, Gioberti e Rosmini in Italia, appunto, questo duo filosofos italianos. Ducas proprio uno cattolico, Piscamo, che è stato vinza Piscamo, e ducas una figura reazionaria in sottighentos. Non risparmia da Mura finzas a criticas a tutti os autores e a sos autores modernos, a incominciare da Lutero, che è Lutero su babbo de su protestantesimo, passando pro Cartesio, babbo de su razionalismo, su panteismo de Spinoza, e sos empiristas inglesos come Locke, Berkeley e si scettico Hume. Est una critica cussa de Mura a tutto campo, potremmo narrare. Finzas all'ompere questa critica a sos, ovviamente scraro, a sos illuministas, commente su materialista Dolbach, su deista Voltaire e su criticista Kant. Attera figura de cattolico reazionario che potremmo accostare a Mura in questo periodo è su teologo franciscano Giorgio Piga, che nasce in Perfucas in s'anno 1800 e morì in su 1885. Tucas questa sono due figuras, questa de Mura è sa figura che è prusu nodida, prusu d'importo, però bisogna tutta una serie di figuras intellettuali che affiancano a un pago questa concezione reazionaria della filosofia, della teologia e della società. Veniamo invece a un altro intellettuale filosofo che è Giovanni Battista Tuveri. Nasce in Forru in su 1820 e muore in su 1887. Studia in Aristanisi, da sos padres Scolopios e appustisi in su seminario tridentino de Casteddu, in cui studia da retorica e filosofia, conseguendo su diploma de maestro de sas artes. In su 1833 si iscrive in sa facoltà di giurisprudenza de Casteddu e conseguì su baccelleratu, proprio su titolo accademico de su baccelleratu. Sas operas che compone sono su veggente, s'opera forse si prosu de importu, iscritto intre sos annos 30 e 40, ma abbarradu ineditu. De su derettu des homine a sa destruida de sol malos governos trattato teologico-filosofico, quest'opera è de su 1851, iscrive de vinzas de sa libertade e de sas castas de su 1871 e sos sofismas politicos de su 1883. Collabora con medas giornales in maniera particolare con su Corriere de Sardigna, est de orientamento democratico questo giornale, de su quale est finzas a direttore e pro questo motivo rezzi di sas accusas de su Piscamo de Salighera, che in questo periodo fu di Giovanni Maria Filia, d'essere massone e giacobino addirittura. Tuveri nega da questas accusas e denunzia da Filia, che est processato e obbligato a pagare una sanzione, insomma, una multa.
Con su saggio filosoficu de su deretu des omine a sa destruida de sos malos governos, tu veris inseriti in sa dibatta filosofica italiana, suscitande sas attenziones de su gesuita filosofu Luigi Taparelli d'Azeglio e de Bertrando Spaventa. Est inseritu, tu veri, proprio in questa dibatta filosofica, in questo clima culturale. Sos interessos de su filosofu sardu sun portados a sa filosofia politica, mescamente, interessos chi si inserin in su contestu democraticu, repubblicanu e risorgimentale. In sa metade de sos annos 50 in Sardigna bi sunt tres orientamentos culturales, unu chi est tradizionalista, molbidu già sa figura de Bonfiglio Mura, unu giobertianu, satiro orientamentu culturale, rappresentato da Antiocu Polla e Giovanne Siotto Pintor, e infine sebeste un orientamento liberale democratico chi agatta da intuveri uno dei sos massimos esponentes non solo in Sardegna ma vinzas in sa penisola. Tu veri dunque si pone in una via de mesu intre sos duos orientamentos, critica da una banda su tradizionalismo teocratico e polemizza con Gioberti, chi pensa chi su poderio de sos governantes è benidi dai Deus. Tu veri, a su contrario, pensa chi su poderio benidi da sa volontà de su popolo. In maniera particolare critica da s'opera de Gioberti intitolata Introduida a sa filosofia, non comparzinde de quest'opera s'unione de politica e religione. Est proprio sa parzitura chi tu veri sostenidi intre sa Grecia da una banda esistadu da Sattera. Sa cultura cattolica, pro su filosofu de Forru, si podet conciliare con sa modernidade e con sa democrazia. Est de accordu con s'idea de sa parzitura intre sa Grecia e s'Istadu. S'Istadu depet abarrare liberu da sa ingerenzia de sa Grecia e sa Grecia non depet invadere sfera politica. Tu veri connoschede finzas su pensu de Grozio e Pufendorf e su pensu suo est influenzadu da sas operas de sos monarcomacos ispagnolos de su Chimbighentos. Issu pensat chi sa sovranidade appartenet a su populu e giustificat su tirannicidiu chi est unu dovere e unu deretu pro liberare s'omine da sas ingiustizias e da sa miseria. In sopra su veggente, accabada de iscriere a Inghidiu de su 1846, tu veri auspicat una sociedade libera e giusta e denunziat sas ingiustizias de sa monarchia, esaltat sos ideales de libertade, uguaglianza e fraternidade e sos ideales proprios de sa rivoluzione francesa. Issu est cattolicu, ma sostenit sa laicidade de s'Istadu. Legge s'opera Le Paroles d'un Croyant de su 1834 de Robert Lamennais, in cui si difende sa democrazia proprio in quest'opera. Quest'opera de Lamennais influenza da su pensu de tu veri, pro su chi pertocca da su diretto de su populu a sa resistenzia contra a sa monarchia e a su principiu chi non sono sol governantes chi faghen sos populos, ma sos populos chi faghen sol governantes. Lamennais est in unu primu tempus intre sos esponentes maiores de su tradizionalismu franzesu pro abbrazzare apostisi su cattolicesimo liberale. In su 1847 assistimus a cussa chi sos istoricos definin sa fusione perfetta de sa Sardigna con sos istados de terraferma, appunto s'istadu piemontesu est a narrere, e duncas questa fusione perfetta est stata cherfida da su re Carlo Alberto de Savoia, chi ponet fine a su regno de Sardigna e s'isola est inglobata in sos istados continentales de terraferma a Molnadu. Proprio in questo periodo in Sardigna si sviluppa una dibatta intre antifusionistas e fusionistas, cussos chi sono contra a sa fusione perfetta e sos chi invece sono favorevoli, sono a favore.
Tuveri si pone dentro una via de mesu in Nogheburu, sostenendo un Stato democratico e federale. Ducas sa prospettiva federalista de Tuveri è proprio una prospettiva che si distacca chi si scosta da un'ala, da sa prospettiva indipendentista, potremmo narrare, sta narrare sa Sardegna come entità indipendente e autonoma, e sa prospettiva centralista che invece si abitua in suo unitarismo un altro elemento, un'altra componente presente in questo periodo risorgimentale in Italia di questo periodo. Tu vedi invece una prospettiva federalista, sosteni di un Stato amolnato, democratico e federale che appa da organos rappresentativos a livello centrale e tenza da organos regionales di autogoverno. Difatti, se tu vedi il bidu commenti uno dei suoi esponenti al massimo del suo federalismo in Sardegna, tu vedi legge del suo principio federativo composto in su 1863 di suo francese Proudhon, critica da celtas a linea teoricas e si agatta da di accordo invece quando Proudhon difende dei suoi interessi dei suoi piticos proprietarios terrieros e critica da finzas as interventismo statale. Si stato il bidu come invadente, come qualunque cosa che è un'entità che non lascia da autonomia a sos populos. Su federalismo de Tuveri è caratterizzato da autonomismo a intro del Stato italiano e da europeismo, ducas a Sardegna federale ma in una prospettiva europea, europeista. Isso le dà come esempio la Confederazione Elvetica e sos Estados Unidos de America. Tuveri est bighino a su federalismo, est accanto a su federalismo de su nou illuminista Carlo Cattaneo, che est iscolano de Romagnosi, che sostiene l'idea de sos Estados Unidos de Italia, seguendo proprio su modello de sos Estados Unidos de America e della Confederazione Elvetica. Questi sono gli esempi che sia da Cattaneo ma finza a Tuveri le hanno in considero. Finza a teorizzare addirittura sugli Stati Uniti d'Europa. Questa è un'idea che Galo è oggetto di discussione finza a esa prospettiva europeista che deve sfociare, che deve poi essere, deve acabare con questa idea che sono gli Stati Uniti d'Europa. Cosa che ancora non si è perfezionata in su mondo de oe. Però questi sono già filosofi e teorici di questa prospettiva. Cattaneo è intre il massimo esponente del suo repubblicanesimo federalista in Italia del suo risorgimento, isso è vinza a un rappresentante del suo positivismo sociale e rifuta da ogni forma di teologia e metafisica. Sa filosofia deve procedere secondo un schema fondato sopra il metodo sperimentale. Tuveri affinza a rapportos con Mazzini, su quale prospetta ad un Stato costituito solo da esa nazione e da suo comune, ma rifiuta da centralizzazione amministrativa. Ducas Tuveri rifiuta da proprio questa prospettiva centralista. Sa sovranità est pro Tuveri un diritto naturale e dunque universale, chi selbita a fraigare governos che garantessino i direttos fundamentales des homine. Sa sovranità est de tres genias, cussa impersonale, popolare e governamentale. Sa sovranità impersonale est cramata a gasi pro sa universalità sua e pro ite appartenere a tutti os membros della società politica. Issa est su presupposto della sovranità popolare con sagale su popolo delega da su poderiu a su soberano pro medio di un patto. Ducas semos in una prospettiva contrattualista, come abbiamo già attento maniera de narrere. Sol governantes, pro concluire, costituiscono la sovranità governamentale intre su popolo e sol governantes bi deve essere un rapporto di interdipendenza garantito da esa legge giusta. Questo in ambito politico. In ambito educativo, su filosofo De Vorru sostiene di su diritto di totus all'istruzione, a una scuola pubblica e laica e a una educazione a sa democrazia.
Tuveri è un intellettuale eclettico che ha subordinato la chilca filosofica a s'impegno politico, la cultura dell'illuminismo ha influito pago e nuda in su penso de Tuveri, tanto che isso abbarra da favore della pena de molte. E a Molbidu che invece in età illuminista vi fu di proprio l'idea di tolleranza che si è sviluppata o sul trattato dei delitti delle pene di Cesare Beccaria che è proprio uno dei trattati dell'epoca, dell'età dell'illuminista più importante proprio che ha prospettato sa abolizione della tortura e della pena de molte. E tu vedi a barra da favorevole a questa prospettiva. Pro su resto si può narrare chi è un pensatore moderno e progressista, pro sos ideales democraticos, pro sa difesa dell'emancipazione della femmina, un altro elemento di importumanno, e del suo divorzio e del suo matrimonio civile. Ducas con sa figura di Giovanni Battista Tuveri amos in qualche maniera serrato questa edade, un'edade di sicuro meda importante, meda interessante, di interesse umano, per su che pertocca da sa dibatta filosofica e politica, e che di sicuro muta da un vago sa percezione che in Sardegna non è stata una dibatta filosofica autonoma, ma è stata una dibatta interna che però ha interessato vinza l'aspetto italiano e europeo, dunque la mentalità, tutte le idee che vengono vinza dall'Europa e dall'Italia si intersecano, si fundono proprio con questi che sono gli intellettuali sardos. Vol da appuntamento alla prossima puntata de Noisis Filosofia in Sardo. Adioso.